Il videomaker Francesco La Rosa riceve il premio eccellenza Columbus Circle Association di New York. Uno riguarda il miglior montaggio video inerente a un docufilm sul celebre attore Totò, l'altro per i suoi lavori di post-produzione di opere cinematografiche che stanno riscuotendo un notevole successo. La Rosa ha anche collaborato con la nostra emittente nella realizzazione di filmati culturali. Gli auguri di TVA a Francesco La Rosa per un sempre maggiore successo. Il servizio. Un anno unico, meraviglioso, sereno e irripetibile. Il 20 ottobre scorso vengo premiato al Montecatini Film Festival con il miglior montaggio video per la produzione del film documentario Umanamente dello Topo e il comico di Alberto De Marco, il quale in quella stessa circostanza riceve pure il premio per la migliore regia, quindi una magica doppietta. E alla fine del 2023, a novembre, dalla Columbus Civil Association, la più grande associazione culturale americana, l'Excellence Awards, vengo premiato per l'effetto mediatico delle mie opere cinematografiche, le quali hanno una risonanza non solo in Italia ma soprattutto all'estero. Che posso chiedere di più? Speriamo che il 2024 consegua lo stesso notevole successo. Ricordo benissimo che in pochi anni di aver realizzato e di aver fatto qualcosa di magico, unico. Nel 2020 il De Curtis alla Camera dei Deputati, l'anno dopo nel 2021 i 3 titoli istituzionali, la medaglia della Regione Lazio, il titolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Camera del Senato e infine il premio speciale cinematografico di Carlo Croccolo. Nel 2021 invece vengo premiato a Palermo con il Solunto Awards e l'anno dopo Hofstra University di New York mi premia per la collaborazione tecnica del film su Antonio Clemente alias Totò. Le idee e i progetti sono tanti, il cassetto è chiuso ma non vedo l'ora di aprirlo e farli volare. Abbiamo registrato lo scorso agosto al MIBACT di Roma una nuova sceneggiatura, attendiamo con tanta ansia di poter partire con le riprese. Incrociamo le dita e auguro a tutti voi che mi siete stati vicini, soprattutto Televideo e Agrigento, un buon anno a voi e alle vostre famiglie.